urbanistica e poi prevedere gli interventi della normativa. Oggi la nuova legge lo stabilisce addirittura stabilendo un PAT e dei piani degli interventi. Io ho avuto l'avventura, anzi la disavventura, permettetemi, di assistere 2 volte all'illustrazione di Miceli di questo progetto, di questo PAT. Lei di non parlare male degli assenti. No. In questa presentazione l'elemento decisivo che è venuto fuori poi molto bene da tutti gli interventi oggi non è stato toccato. Cioè, in altre parole, presentando un piano di assetto territoriale, devo dire rispetto a in quale direzione voglio andare, quale strategia è alla base, perché questo è il fatto. E allora, se devo fare questo, vado telegrafico, 5 almeno sono gli elementi su cui difendere per quanto riguarda il nostro territorio di acqua e di terra. Il turismo, la spaccatura della città in 3 pezzi, Marghera che è immobile da anni e marcisce della sua situazione di contaminazione ambientale, il porto, anzi i porti, passeggeri e merci, e la mobilità. Allora, io dico, rispetto a questi 5 elementi, io la penso così e strutturo il mio PAT in conseguenza. Invece, su questo non si è capito e non è stato detto nulla. E invece viene presentata, anche qui schematico, Tessera City, che vuol dire fine dei servizi a Mestre, fine della possibilità di un riscatto anche produttivo di Marghera, perché lì la speculazione trova prezzi assolutamente convenienti e non andrà mai a investire dove bisogna bonificare. Una linea che è la sublagunare, inventando in relazione a un piano regionale che già si muove in questa direzione, nella terra vergine, cioè nella zona agricola, una nuova linea inventata di sviluppo, e che per poter fare questo deve legarsi alla TAV, alta velocità e non alta capacità, perché l'alta capacità è il trasporto delle merci più veloce, che toglie dalla strada e porta sulla gomma. E poi nulla dice, certo che è difficile perché l'alta autorità, finisco subito, sul fatto che a Dogaletto, dove l'acqua che tutti sanno è fonda 20-30 centimetri, viene previsto in competizione, perché il gioco è sempre quello delle competizioni, con Padova, un porto dove si arrivano container quant'altro, sbancando nuovamente la laguna. E quando appunto Dal Paus ha detto che ogni sbancamento oggi accelera un processo che va assolutamente invertito. Per finire, un ragionamento sulla mobilità che dice da anni che vanno divisi i traffici, la mobilità dei turisti da quella dei pendolari, dei residenti e degli studenti, che non è mai stato fatto, perché il turismo può andare anche lentamente, ed è possibile, come diceva Maria Rosa prima, un metodo per quanto riguarda chi lavora, di riorganizzazione circolare di questa città che può permettere di muoversi più rapidamente di adesso, senza necessità di fare il moto ondoso. Faccio presente che quando facevo l'assessore, siccome uno dei punti drammatici è il passaggio sotto il ponte degli attacchi, che è basso per completare il circolo, avevo preso contatti ed è difficile ma possibile anche alzare una sola arcata in maniera che ci sia una circonvallazione mobile, veloce, che permette ai residenti, ai lavoratori e agli studenti di entrare in città. Rispetto a questo il patto nulla dice. Dico solo che noi dobbiamo ritrovarci, perché io trovo straordinario, e ringrazio gli organizzatori di questo incontro, e mi pare che la rispondenza delle persone lo stanno a dimostrare, ma questo patto non può essere approvato. Noi cosa avremo? Avremo a tempo indeterminato la costruzione del nuovo palazzo del cinema e a tempo indeterminato il commissariamento di opere di sconvolgimento, solo di occupazioni di suolo.
ma anche di occupazione di mare, e soltanto per il fatto che anche i progetti vengono continuamente modificati per il porto turistico ultimo, con il comune completamente silente. C'è una questione che io volevo porre. Ho sentito Boato 3 volte, ho sentito la Vittadini 5 volte, ho sentito Salvitto 4 volte. Il problema, oggi abbiamo capito che cos'è il PAT. Si tratta, secondo me, della cosa più difficile, che finito questa fase di illustrazione del PAT, noi come ci muoviamo, la città come risponderà. Allora io credo che sia utile, urgente, riconvocarci e non fare come Miceli che parla per 3 ore e poi lascia per 10 minuti per lasciare la possibilità. Abbiamo bisogno di confrontarci tra di noi e vedere come dal basso è possibile opporci a questo PAT. Perché dico dal basso? Non soltanto perché io sono piccolo, ma perché siamo in presenza, io credo, di una crisi della rappresentanza politica di amministrazione trasversale. Oggi gli autori del PAT sono di centrodestra, però vorrei dire pure agli amici della Lega. Si può dire. Però con la confidenza che ho con Mazzonetto e parlando del libro, stanno sacrificando il territorio e stanno sacrificando il diritto alla sanità. Allora voglio ricordare, proprio non per far polemiche, il presidente della regione Veneto è della Lega, l'assessore regionale alla sanità è della Lega, la presidente della provincia è della Lega, il presidente della municipalità che ho visto prima qui dentro è della Lega. Dite una buona parola per la sanità del Lino, era costruttivo l'intervento di Salvatore Lia, scusate, segretario della CGL e componente delle associazioni del Lino. Mi trovo perfettamente d'accordo con l'impostazione che la professoressa Vittadini ha dato quando dice che gli obiettivi del PAT presentati dall'assessore sono del tutto condivisibili. Solo poi, nell'esaminare la questione, ci accorgiamo che gli obiettivi vengono abbandonati perché le cose che vengono dopo sono in contrasto con gli obiettivi. Allora, io credo che noi abbiamo un'occasione storica, noi dobbiamo svestirci del ruolo di consiglieri di questo partito, dell'altro partito, di diventare, se fosse almeno una volta possibile, un'occasione come questa, consiglieri della città di Venezia, che lavorano nell'obiettivo di salvaguardare la nostra città, che certamente città non diventando più, già non lo è più per certi aspetti, per tutta una serie di scelte che abbiamo visto. Io oggi ho visto sul giornale un'altra vendita di una casa, lasciamo perdere sul discorso della residenza. Una città non può essere città se non c'è la residenza. Tornando indietro, questa occasione del patto è un'occasione irripetibile, se vogliamo, per mettere a confronto tutte quante le varie idee senza essere di destra o di sinistra, di Forza Italia, a parte che mi dispiace che le colleghe è rimasto un po' indietro per il pubblico magari con le elezioni. E questo strumento urbanistico viene presentato da chi? Da delle persone che fanno riferimento alla sinistra. Ha ragione però Boato quando dice che forse le sinistre non vanno assolutamente nulla, perché quelli che li hanno votati pensando di votare a sinistra sono fregati 2 volte. Ma lasciamo perdere questo, perché oggi noi dobbiamo concentrarsi sul discorso che non c'è più né destra né sinistra, c'è la città che ha bisogno di una prospettiva severa per questo strumento in questa direzione. E allora io ho chiesto al Consiglio come consigliere comunale, vorrei che fossimo in grado di chiederlo tutti, che noi abbiamo assolutamente bisogno, come diceva qualche primavera di qualche relatore, di comparare le alternative. Perché il ruolo fondamentale non è dire tu mi presenti questa cosa, devo prendere la scatola chiusa, perché tu hai tutta una serie di strumenti, perché sei amministrazione che io cittadino non ho, che io consigliere di minoranza non ho, tu mi devi dare anche delle alternative, io posso discutere sulle alternative, perché non ci danno le alternative?
adeguato? Questo è un elemento fondamentale. E quindi io chiedo alla stampa, alla città, eccetera, di dover continuare un dibattito pretendendo delle direttive e pretendendo poi, peraltro, per essere coerenti con gli obiettivi che lo stesso Miceli ha detto, che sono condivisibili, che se c'è da parlare di città metropolitana, dobbiamo innanzitutto parlare di una città che sia unita. La prima cosa è che la nostra città sia unita, non una città disunita, primo. E secondo, c'è un territorio circostante di comuni, mi piace il sistema urbano giornaliero, che prima di parlare di città metropolitana parliamo del sistema urbano giornaliero, Spinea, Santa Maria di Sala, Malcunga, eccetera, che sono la nostra realtà, quindi un coinvolgimento anche di queste amministrazioni. Sono proposte che abbiamo fatto, penso che se tutti assieme potremo farle, faremo un passo in avanti, perché quello che facciamo oggi vale per domani, dopodomani, diceva per i nostri figli, per i nostri nipoti. Grazie. Tra l'altro, siccome noi siamo un partito di sinistra, vorremmo rivendicare e capire come effettivamente questa tradizione culturale, questa idea del mondo, questa visione di società è riattualizzabile. Perché se qualcuno se l'è dimenticato, li manderemo a casa prima o poi, non abbiamo alternative. E allora io dico che la cosa più grave, non è per polemica, ma è stata detta più volte, che un assessore che non dialoga con i cittadini, perché non c'è, ha scelto di non venire, perché aveva altre priorità. La priorità numero uno di un assessore è dialogare con la propria città. Quindi questa cosa io la considero grave nel processo del fatto. È un fatto indicativo della forma, e io spero che avremo occasione di potervi dire che questo processo partecipativo, come se l'è immaginato, non c'è, non funziona, non lo vogliamo, perché la logica dello show nelle municipalità, della presentazione con i PowerPoint, con gente che ascolta e poi manda via mail le osservazioni, non è il processo partecipativo e di decisione sulla città che vogliamo. Questa è la prima cosa. La seconda, io credo che bisogna avere una visione di città, e una visione di città significa anche una visione di società, di cosa vogliamo sia la Venezia di domani, una città più giusta, una città più ingiusta, una città nella quale le marginalità che stanno crescendo vengono riassorbite. E queste sono scelte che hanno a che fare con la qualità della vita quotidiana, ma anche sull'immaginare quello che sta accadendo della nostra società che sta nel mondo. Allora, se Venezia sta nel mondo, lo sta a tutti gli effetti, non soltanto in termini di attrattore di ricchezza. Io temo che questa mancanza di visione, è stato detto, ma va detto con forza e sottolineato, non nasce da un'incapacità, ma da una volontà. È semplicemente un'operazione di collazione di interessi particolari spacciati per generali. E siccome questa cosa la stanno facendo sulla base della rappresentanza che gli è stata data poco più di 9 mesi fa, di 10 mesi fa, bene, allora a questo punto bisognerà rimettere in gioco i meccanismi della partecipazione. Finisco dicendo che siccome ho la sensazione, io non entro nei contenuti, avevo molte cose da dire, per esempio il tema della mobilità pubblica, perché essere di sinistra significa la dimensione della mobilità pubblica come valore di accesso, come diritto dei cittadini. E sui servizi pubblici bisognerà discutere lungamente anche nelle scelte dal punto di vista urbanistico, e ce ne sono varie che invece sottolineano l'interesse privato. Parlo soltanto per esempio della questione dei pini, in cui sul termine automobilistico dei pini evidentemente c'è un interesse e vogliamo sapere qual è, ok? Allora, non voglio però entrare sulle questioni specifiche, perché ce ne sono tante, ma siccome ci stanno dicendo che i tempi sono dettati e cadenzati nell'approvazione, beh, io credo che così non sia e che dobbiamo riaprire la partita semplicemente dicendo che non lo ordina il dottore, che il PAT va approvato domani mattina, e che se Nicei vuole chiudere questa cosa perché ha altro da fare, perché vuole passare alla seconda fase, si sbaglia.